Sì, parola a noi, come dicevo prima in conferenza stampa, è il cuore delle persone che fa la differenza in questi casi, e io credo nel nostro cuore, credo nel cuore delle persone con cui lavoro, perciò si tratta soltanto di avere fiducia, pazienza e lasciarci lavorare con continuità. Questo non dipende soltanto da noi, però io ho molta fiducia che poi i risultati, insomma, ci daranno ragione. Tommy, in un'annata difficile, è inutile nasconderla, per tantissimi motivi, per tante squadre anche, peraltro, perché poi, sai, ci piace anche guardare in casa d'altri, anche se pensiamo alla base di casa nostra. Però con gli infortuni non li puoi mettere in preventivo. Gli adattamenti hanno necessità di tempo per essere capiti e soprattutto lavorati, e poi anche, insomma, diciamocela tutta, un po' di sfortuna che sta continuando ad accanirsi in una squadra che praticamente non è mai riuscita a mettere un quintetto uguale all'altro dopo 7 giorni. Beh sì, questo ha sicuramente influito sul nostro rendimento e sulle prestazioni e anche sui risultati. Non siamo, come dicevo prima, riusciti ancora a dare continuità ai quintetti, dare continuità proprio alla squadra, perché comunque la pressione di dover fare il risultato in questo momento, avendo dei ranghi ridotti, è controproducente. Controproducente, però crediamo, almeno questo è il mio personale avviso, che sarà uno stimolo in più per cercare di sopperire a quelle che sono le mancanze, tra virgolette, in primis di uomini, e poi di serenità, perché la serenità è data da tantissime cose, non solo da come ci si allena, da come è anche il risultato finale. Da una volta basta un ferro per cambiare una stagione, perché no, una fiducia e tante altre cose. Certo, sono molto d'accordo. L'importante infatti è il come si gioca, non è il risultato in realtà, perché poi è vero, il risultato in questo mondo, insomma, nel nostro business, nello sport, è molto importante, però è il come si arriva al risultato, ed è il come si arriva anche a volte a una sconfitta, perché ad esempio una vittoria però che ci lascia quel sapore in bocca che non siamo stati uniti, che che non abbiamo dato il meglio di noi. Sì, vale 2 punti, però poi non ti fa crescere, non mette quel mattone nel muro della casa che poi ti permette poi di costruire solidità. Quindi sì, ecco, mi riferisco proprio a questo, insomma, il come noi andiamo in campo, il come giochiamo, il come ci alleniamo, che vuole essere proprio da gruppo di persone che vanno e remano tutti nella stessa direzione. Non che noi non lo stiamo facendo, però ci sono tante teste da mettere insieme, tante cose nella costruzione di una squadra che vanno ricordate e tenute a mente.